Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo su MotoGP, siamo in Austria e purtroppo piove, quindi una gara favorevole, diciamo che non è il massimo, siamo terzi in griglia, speriamo di fare. Vai raga, rock and roll. Vai che andiamo. Devo fare una bella gara qua raga, se no sono dolori. E qua devo buttarmi. Ok, Martin è già in testa, non bene, no, sì, è impossibile però Questa pioggia rompe i maroni comunque. Attenzione Martin, è caduto, incredibile! Incredibile Martin, non ha fatto niente. Pazzesco Martin, prende il cordolo e se ne va, seconda caduta consecutiva, godo. Seconda caduta consecutiva e godo. E devo andare pianino, va bene anche arrivare. Sembra un po' così piano però. Incredibile, incredibile Martin. Forse finalmente hanno sistemato un po' le cadute perché non è quello, ma che male che sto andando adesso io però. 12esimo da terzo in griglia. Molto bene. No, va bene, cioè niente, perdo posizione a nastro, madonna, che lo coglione. Non riesco neanche a sfruttare la caduta di Stalzo, cioè, sembra un po' curioso. Ah, le fatalità mi superano tutti sempre. Cado anch'io. Incredibile. Incredibile veneziano che non sfrutta la caduta di Martin. Non ho parole. Non ho parole. Mi sono innervosito. Non ci sono parole per descrivere questo schifo. Però dai, guarda, mi ritiro perché tanto in di cosa vuoi fare, ma vaffanculo. Ciao. Parco chiuso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara. Siamo sempre. Prima di collegarci vediamo in grafica i risultati ufficiali della gara Moto3 appena Meno 48 non avevamo recuperato qualcosa. Boh, vabbè, insomma. Ciao, ciao mondiale. Guarda, sono troppo piccolo. Siamo in pole. Vediamo di fare qualcosa di positivo. Vabbè, ripeto, il mondiale l'ho abbastanza archiviato, mi ci avevo recuperato qualcosa, poi non abbiamo perso niente, però comunque 48 punti terzi, la vedo un po' impossibile. Il problema è che ho difficoltà 95 e fisica pro non lo vedo un gioco così semplice come dicono in tanti, con tutta onestà. Però boh, il cubo è un po' curioso, lo sapete, quindi che ormai gioco poco, quindi ormai sono anche poco allenato. Cerchiamo di fare belle prestazioni. Non è che l'affanno di recuperare su Martin, sinceramente fotte sega, voglio solo divertirmi. E almeno ecco, il titolo di MotoGP vorrei vincere, però quello magari sì, grazie. Speriamo. Che vedi, mi superano tutte, cazzo, a questo punto la moto non è così tanto performante. Cioè, ho questo piccolo dubbio adesso, sinceramente. Boh, vedremo. C'era quante posizioni ho perso, era in pole position. Non siamo neanche in zona podio. Dai, Kuma sveglia, piccolo Kuma. Ancora un po' allungata. Però vedi Martin vince veramente sempre, se non arriva primo arriva secondo. Questo è un po' frustrante con tutta onestà. Dai, come di rabbia, cazzo, di rabbia. Voglio la classica rabbia comandiana che ha fatto la storia. Siamo terzi per il momento. E Martin chiaramente è primo. Questa è l'unica pecca, che quando un pilota l'altro anno Canet o Cabaret e quest'anno Jorge Martin o lo Jorge Taroccato. Cioè questo dà fastidio. In realtà, cioè, ok, uno può vincere tanto, ma non tutte le gare o secondo. Però ora giocare a MotoGP e quindi giochiamo.
Comunque non lo vedo un gioco così iper facile, sinceramente, come tanti hanno scritto. E comunque sono 95 su 120. In verità con la fisica al massimo, tutto quello che vuoi. Però io giocavo anche sto cannone senza aiuti, che tengo la linea, perché così almeno un piccolo aiuto, visto che ripeto ormai gioco pochissimo tra lavoro, morosa e altro, e allenamenti, e così raga, purtroppo ci sto registrando e sono le 2:30 di notte, capite bene che il cubo è un po' curioso, insomma. Niente, non li prendo proprio, cioè sono più veloci, il problema è che ho fatto troppi ritiri, troppi risultati di merda, ho vinto anche parecchie gare, però non basta. Non basta purtroppo. Speriamo almeno di beccare il podio, dai, che è importante il podio. Bahrain ci prova, bravo, però vedi non lo supera. E Martin è insuperato. L'insuperabile Jürgen. Che nome di merda, no, che mamma. Vorrei finire il mondiale almeno secondo. Secondo è possibile, secondo me. Dopo l'ultimo giro tutti ti recuperano. Piaceva di più MotoGP senza sta roba delle statistiche, delle robe, sinceramente. Quanto comunque il gioco comunque arcade. Ah, su Silverstone, attenzione, no, guarda che era lo stronzone. Cabaret, no, non è Cabaret, è Gian Duiotto. Allora, per guardare guarda quanto ho perso qua. Evviva! Ho perso 50 posizioni. Sì, ma non è possibile. C'è qualcosa che non mi torna, raga. Tutto su un colpo non riesco più a far niente. Decimo, da terzo. Da vincere 4 gare su 6 a non fare più niente, però le pole faccio, o stanno aggiornando il gioco alla cazzo di cane, o veramente non me lo so spiegare. Cioè, per una curva perdere 10 posizioni, per carità, siamo in Moto 3, però mi sembra un po' stracciatella. Vedi che cazzo che reti lì, settimo posto, da pole position. Boh, non me lo so spiegare, beh. Un Kuma arrendevole ormai, che non ha molti stimoli, perché vede che non mi gira niente in sto periodo, non mi gira veramente nulla. Dai, almeno recuperiamo il podio, la vedo ormai un'impresa disperata, un po' lungo qua. Perché in realtà non è proprio impossibile il podio, però stiamo anche attenti. Ecco, quindi già ho rischiato. Gian Duiotto, niente da fare. Dalla pole position quindi. Va bene. Come polemico, signori, come molto polemico. Guarda come mi superano i rettilinei, vabbè, cioè. Mi massacrano i rettilinei. Neanche il quinto, il sesto. Con l'ITR davanti, con il porco di l'ITR. Non ci credo. No, fiori. Cosa sono arrivato? Mentre i piloti completano No, vabbè, cioè, se riesco a cadere all'ultimo giro. No, non ho parole. Do not parole. Raga, siamo decimi. Bah.
secondo me hanno fatto qualche aggiornamento che hanno rincoglionito il gioco. Sono partito troppo bene, sono troppo difficoltà. Adesso anche il rischio di caduta è elevato. 3 giri non ho tempo, però d'altronde non posso fare più giri, voglio andare in MotoGP il prima possibile. Non mi aspettavo così tante difficoltà, Perché dopo la partenza soprattutto che ho fatto 4 vittorie in 6 gare. Dai, c'è Rodrigo Borgia davanti, c'è Rodrigone. Tanto primo sarà Martin. No, forse Enea. Siamo settimi, 3 posizioni recuperate. Non è tanto però. Facciamo fatica, E il rettilineo? Guarda come mi superano! Impressionante! Vedo male io. E niente, questo è il mio mondiale adesso. Non c'è niente da fare. Sì, ma la caduta all'ultimo giro poi anzi all'ultima curva di Silverstone, veramente tutto ridicolo. Tutto veramente iper ridicolo. Ha senso. C'è una moto anche migliore, per carità, non sto certo guidando bene, però faccio fatica a tenere, cioè se spingo di più ricado. Adesso devo fare degli aggiornamenti ai freni e vediamo. Disastro totale, dai. Total disaster per il Pume, che mi lasci trovare il bandolo della matassa per risollevare una stagione cominciata da fenomeno e finita da perdente proprio. Questa Moto 3 proprio non la sopporto più, guarda. Ho vinto un campionato solo su 1000 video, ne ho vinti tanti in MotoGP, ma vabbè, a casa. Andate a fare in culo. Altro ritiro, tanto non prendo punti. Ma andate a cagare. Il parco chiuso comincia a popolarsi. In classifica siamo quinti, molto bene, finita anche per l'obiettivo terzo posto. Pole position ad Aragon. Questo ci voleva per il morale, adesso andiamo in gara. Vai. Vaffanculo. Sono abbastanza nervoso, ve lo dico. Ma la Martin a costo di cadere insieme oggi non la vince, non mi interessa. Voglio un Kuma arrabbiato. Adesso è bello vincere una gara dove non ho mai vinto in carriera. Sono concentrato ai massimi proprio. E sono tutti data. Almeno finalmente ho fatto una partenza decente. Qualche sportellata, ma non mi interessa proprio niente. Vara Marco, madonna. Lo Jorge taroccato, ridicolo. Guarda che roba, in una curva ho perso 4 posizioni. Adesso ho l'ITR davanti, quindi vorrei l'incidente assicurato con l'ITR. Ciao, primo posto, già perso, non recupererò più.
Ciao Lightyear, mi ha fatto rischiato. Figura, comunque faccio la pole e sono quarto, evviva, è arrivato il topo cazzo. Dai fiumi, dai. Guarda, cioè, ho una moto fortissima, soprattutto il motore, supera chiunque. È diventato il gioco più difficile della storia. Cazzo di aggiornamento hanno fatto? Volevo saperlo. L'ultimo podio l'ho fatto nel 1600 avanti Cristo. E poi la caduta a Silverstone che ho perso 3 posizioni, cioè. Non ne vogliamo parlare di quella perché è stata veramente epica. Ma qua ad Aragon, cioè arrivare qua sarebbe un sogno, nel senso, cioè, una gara che ci aveva fatto schifo, tutte le altre che non capisco. No, i primi 3 sono irraggiungibili. Che bello. Attenzione, è caduto qualcuno davanti. Mamma mia, avevo stato anche il drive-thru. Martin è caduto forse. E no ragazzi, ho perso 4. Vabbè, non importa, dai. L'ha voluto sorridere perché c'è ridicolo. Da vincere 4 gare su 6, ridurvi così. E adesso non li... Dai, come però porco 2. Mamma mi sta salendo. Cos'è? Perché 2,44? No, ma se non sta questo gioco va niente. Cioè, sinceramente se va avanti così lo saluto, Canè primo e secondo, doppietta di Canè. Ultimo giro voglio il podio, cazzo. Lo voglio. Di rabbia. Va il podio di rabbia. Podio rabbioso. Jorge, ma pensate. Comunque cade la CPU ragazzi, quindi chi mi ha scritto che è un evento raro, cioè già 3 volte in 4 gare, quindi non mi sembra proprio un evento raro. Oppure una versione strana del Kuma dove addirittura mi cambiano la fisica del gioco, perché sento il gioco iper più difficile. Proprio iper là. Cazzo è lo supermercato là? Difficoltà supermercato. Lo perdo il podio, Guarda che rischio. Devo rischiarla e vaffancuore. Guarda Lorenzo dalla porta. Cioè, mai visto, mi ruba il podio. Grazie. Possiamo prendere la scia anche noi ogni tanto. Dai, un buon podio da Aragon che godo. No vabbè, questo è un furto, Dio Cristo, però. Ma va cagare. Il podio non arriva più. In attesa che la regia ci porti al classifica ci dà al 6° posto, molto bene.
Diamo una rapida Una Coppa era un occhiata. disastro, qualifiche da ultimo posto, molto bene. Veramente sto finendo la stagione da minchione, obeso e bisognoso di patata. Se non proprio ultimissimo in realtà, però. Proprio la Moto 3 è la mia bestia nera, sono sicuro che in Moto 2 farò subito bene da subito, questa sensazione. Sì che il primo anno ho fatto meglio poi in Thailandia, cioè è pazzesco. Veramente incredibile. Dai comandone con la rabbia, almeno qualche punto, insomma, proprio non fare la figura del cioccolataio. Almeno quello, dai. No, come attento. Ok. Che sta comunque rischiando il tutto per tutto. Se l'ultimo video era l'ultima gara del video, ho visto che sono ritirati in 2 gare, pensiamo ne più. E fottesi. Ok, 12esimo, ho fatto un bel recupero in realtà. Primo laps completo. Questa è una gara che c'è del potenziale secondo me, però o va male le qualifiche o cado o vaffanculo. Certo, l'inizio è stato scoppiettante, mi aspettavo un dominio, invece purtroppo non è così. La Moto 3 rimane un solo titolo vinto in carriera. Dai motina, dai moto, dai. Possiamo ancora recuperare, secondo me, qualche posizione. Dai, che aveva una moto forte, cavolo, possiamo rimontare ancora 3-4 posizioni almeno. Dopo abbiamo solo 3 giri, quindi non è semplice, in questa curva non mi riesce. Addirittura, no vabbè, ma se faccio più strade mi dà attenzione, va bene. È caduto, Valetti, altra caduta. Vedi che cadono. E non ho messo mod, chiaramente non sono né mod né niente. Non ho modato Gazzi. Non riesco a prendere match. Verità, ho anche recuperato belle posizioni perché ero 24esimo, per carità del Signore, però cioè, non penso di avere una moto più scarsa di quelli, neanche il rettilineo mi avvicina. Ma va fan zoom. Almeno prendere sto gruppetto. No, non prendo anche drive thru.
Ci volevano più giri. Guarda quanto ho preso davvero, dai, sono riuscito a dare un bel vantaggio a quelli lì. Questa è l'unica soddisfazione. Vediamo decimi, tanta amarezza. Partivo troppo indietro. Siamo sesti nel mondiale. Sarà duretta. Qualcosa guadagniamo. Dai. Raga, sotto il comandone veneziano. Video veramente difficile. Ciao!